Sammy Varin, se è vero che potere al popolo il venerdì diventa venerdì gender, e quindi andiamo a cercare di capire che cosa succede nella nostra vita quotidiana, quali sono i modi, le mode, quali sono le tendenze, soprattutto quelle che purtroppo i nostri figli, i nostri nipoti dovranno sciropparsi. Beh, quest'oggi diamo subito il buon pomeriggio, visto che sono venute in extremis, ma sono arrivate a tre tendenze molto particolari della moda, del vivere quotidiano, ecco, perché loro sono l'alternativa, secondo me, è un'alternativa particolare. Tu mi dici, chi avrà invitato? Un gay, una lesbica, un transessuale, un cantante con la voce da donna? C'è qui un cantante che è bravissimo ma c'è la voce da uomo e si chiama, gli facciamo subito un applauso, Antonio Mazzoccoli. Ciao Antonio! Ciao! Grazie, ciao a tutti. Antonio, stammi vicino. Eccomi qua. Tranquillo. No, sta cosa qua. Sta roba del stammi vicino vorrei capirla. In senso positivo, è pomeriggio gender e quindi devo un po' lasciare pensare. Ecco. No? Antonio Mazzoccoli tra poco ci parla della sua canzone molto territoriale che sentiremo alle 14:30 e che si intitola... sai che l'ho dimenticato il titolo, ma no, Tre Colli. Tre Colli, e come parla noi. della sua terra. La tua terra è? Allora, io la Basilicata, il mio paese è Montescaglioso, è Tre Colli perché è lo stemma del paese, Signori, situato sui Tre Colli. Tra poco andiamo a Montescaglioso in Basilicata, Provincia di Matera, dove arrivare è sempre un casino, sappiamo benissimo, ma prima o poi faremo una tratta che vi porti fino a Matera. Di fianco a me, dicevo, tre tendenze particolari della televisione, dei modi e delle mode. Da chi partiamo non lo so. Lo stesso. No, perché siamo pronte. no, secondo me poi dopo sono geloso una dell'altra. Hai presentato prima questa, prima quell'altra. Come faccio a presentarle tutte e tre insieme? Non Tanto posso. siamo tutte e tre diverse, quindi ci mancherebbe. Ma molto diverse, molto diverse. parlare prima Silvi Silvi? in mezzo. Perché sei in mezzo?
quella che ha più capelli, facendo un conto, visto A che proposito di teste, io sono a 0. si parlava di Lui teste ne ha- grandi, no? Allora, iniziamo giustamente con quella con più capelli, quella che poi è già un'amica di Radio Padania, perché ci viene a trovare spesso sulle frequenze di Radio Padania. Silvi Lubamba, ciao! Buongiorno a tutti, radioascoltatori di Radio Padania Libera e anche ai telespettatori del canale digitale 740. Esatto. Mi raccomando, seguiteci, non guardate Beautiful, non guardate Una vita, Va. perché siamo più interessanti noi. Tutte insomma, ma abbiamo porcherie. delle comunicazioni molto importanti da darvi. Assolutamente. Quindi non cambiate canale e restate sintonizzati su Radio Padania Libera. Basta, ci ha già Alla fatto mia- lo spot, prendiamo e andiamo via. Ma abbiamo anche poco Non tempo, posso quindi, dire. poi io mi intendo di marchette, no? Avendo Allora, lavorato di con fianco avremo, l'avrete già conosciuta perché spesso e volentieri si vede in TV con Bonolis, e lei, la ragazza curvi anni 50, Francesca Maria Giuliano. Buonasera a tutti amici. Sai che non mi ricordo quando ti chiamano Quando mi scelgono sempre le donne, mi hanno scelto in questa edizione. ma dopo tu cosa fai? Vai lì e devi leggere una cosa. Una domanda. Una domanda, ecco. Sì, leggo una domanda inerente agli anni 50 oppure anche al numero 50. Al numero 50. Che bello, E nel momento in cui ti chiamano, salti per aria, ti risvegli dal torpore, perché voi siete lì in questo salottino Perché è dove... tutto, chiaramente è tutto così, cioè noi aspettiamo appunto il Cioè, tu concorrente magari che non ci te sceglie, l'aspetti, perché sei lì nulla che è stabilito. si quindi sta tu stai facendo là un così. riposino, no? No, riposino no, c'è molta tensione e comunque Sì. perché ognuno di noi vorrebbe chiaramente essere scelto, essere scelta. Quindi la cosa bella è che nonostante le mie scollature, le donne mi hanno scelta tantissimo, quindi io le ringrazio. È sempre bello avere le donne della propria Perché piaci, perché hai un modo di essere, Grazie, di fare grazie. che piace, questo è importantissimo. Un'altra che piace, e anche questa la state guardando in radiovisione, signori, è Fabiola Mancini! Ciao radioascoltatori e videoascoltatori, sono Fabiola Mancini, appunto Sammy l'ha già detto, sono una cantautrice e anche amica di René e di Francesca. Io ti ho anche intervistato un po' di anni fa. Un po' di anni fa mi hai Mi intervistato, ricordo. presto tornerò se vorrai Ma certo, per parlarti del mio nuovo progetto che uscirà per metà giugno. perfetto, signori, tu Ecco. sai, gli ascoltatori lo sanno che a differenza di altre radio noi siamo apertissimi alla musica liberi. indipendente. Liberi. E Libertà di pensiero ci sempre. ci piace trasmettere quello che le altre radio non fanno, trasmettono, non dicono, perché non hanno certo. tempo, non hanno voglia, o perché chissà. Chissà, non apriamo polemiche perché noi siamo proprio... No, le apriamo e come? Apriamo polemiche, Perché allora. aprono le altre radio, aprono agli artisti e agli artisti che pagano. È giusto, hai ragione. Semplicemente Invece noi volevamo dire che qua non abbiamo pagato niente, anzi... Assolutamente, sono pure arrivato in ritardo, per cui mi sono pure arrabbiato, capito? A differenza invece di Ram Antonio Mazzoccoli, che è arrivato ieri sera, Ram, No, diciamo, ieri sera ieri no. sera che sei qua, che dicevo, ma non sei arrivato un po' in anticipo, però No, ha fatto bene. una mezz'oretta prima, perché tu L'ho mi messo avevi sul chiesto, divano a dormire. mi avevi dormire. chiesto di arrivare prima, anzi... Glielo chiedo a tutti. Anzi, pensavo che fossi già in ritardo. Perché un padrone di casa offre il caffè padano a tutti quanti. Loro sono arrivati tardi e si sono E fregate infatti io ho preso la cioccolata. la cioccolata padana Addirittura... dalla macchinetta di Matteo Salvini. Anche noi! Invece siete arrivate tardi. Vabbè, la prendiamo Mi dispiace. dopo. No, non mi No. spiace, ho perso la chance. Senti, parliamo di voi, visto che abbiamo qualche minuto a disposizione. Che cosa I ci unisce? progetti, Sì. cosa vi unisce, cosa si muove, siete testimonial spesso sì. di molti eventi, anche territoriali, gustosi, anche di una certa apertura mentale. Ecco. Iniziamo a dire le date, poi parlerà Silvi che sa Sì, meglio meglio che dire parla il Silvi, tutto. che Dai, ci ha dai. Allora, questo saremo il 31, L'1, il 2, quindi il Giugno. 31 maggio, 1 e 2 giugno alla Barolo Fashion Show. Ve ne parla Silvi Lubamba, Sì, le sì, nostre sì. madrine. Una roba dove si beve, qualcosa mi dice che si beve alla Barolo Fashion. No, allora, Barolo Fashion Show è la 4ª edizione ed è una sfilata evento associata anche, legata anche al sociale.
Per sociale intendo, praticamente c'è un segmento, una sezione chiamata cicatrici, le cicatrici dell'anima, e noi testimonial, oltre a chiudere la sfilata con l'abito di punta dello stilista, parleremo anche della nostra cicatrice, invisibile, visibile. Nel caso della sottoscritta parlerò della mia recente cicatrice, che è la mia esperienza carceraria. Certo. Francesca parlerà di bullismo che ha alimentari. disordine alimentare e della fatica che comunque dopo tanti anni ha fatto per accettare il suo corpo, la sua fisicità. Perché comunque quando hai qualche chilo in più i ragazzi tendono ad avere un linguaggio crudo, brutale, con battute che feriscono. E sappiamo che le parole feriscono più di uno schiaffo. Per cui lei si occuperà, lei è la portavoce da diversi anni, però mi piacerebbe che lei comunque ne parlasse. No, è bello che tu stai introducendo, perché questa bella sinergia, io devo ringraziare veramente Silvia Lubamba, quindi è molto bello che ci sia la moda, ci sia lo spettacolo, però è molto bello questo connubio tra moda e sociale, perché insomma io da qualche anno con Avanti un altro, con la signora Barbara D'Urso che mi ospita e anche con la signora Barbara Palombelli abbiamo toccato questi argomenti, che sono appunto il fatto di accettare il nostro corpo così com'è, perché alla fine se non pesiamo 50 kg non è che dobbiamo per forza snaturarci. Io mi rivolgo spesso alle ragazze a dire: non dimagrite, non snaturatevi. Quindi c'è questo discorso dei disordini alimentari, ma c'è anche il discorso del bullismo, perché poi è brutto quando sui social, sono stata anche ospite dalla D'Urso, anche su TG24, sulle maggiori teste si sono occupate del fatto che mi davano della cicciona, cioè a parte che io non ho Glielo facciamo un applauso a queste tre, perché stiamo parlando allora in maniera simpatica di problemi assolutamente importanti, ragazzi. Perché a volte voglio chiudere, grazie, perché a volte l'unicità può renderci veramente uniche, amiche, quindi se abbiamo qualche chilo in più, che ben venga, adesso va anche di moda le curve. È questo che volevo dire. Noi abbiamo la nostra Lidia Laudani, che conoscete adesso anche in televisione, la salutiamo caramente anche lei. Lei è stato uno degli esempi di come avere qualche chilo in più non significa assolutamente niente, puoi fare la modella, piaci molto e molto, ma soprattutto puoi entrare in radio, entrare in televisione. Io questo volevo dire che è molto importante quando sono stata scelta dalla produzione SDL TV, che ringrazio finché avrò vita, però essere scelta tra migliaia con la mia fisicità. Voi sapete perfettamente che la SDL TV sceglie le madrinature di Ciao Darwin. Quando mi sono proposta era una cosa impossibile, invece loro mi hanno dato tanta forza e che hanno trasformato quello che io pensavo fosse un difetto, l'hanno trasformato invece in un, diciamo tra virgolette, in un successo. Quindi grazie davvero, perché veramente ragazze potete lavorare anche in televisione, fare le attrici. Io sto anche recitando, poi in un altro momento poi vi dirò. Quindi non c'è necessità di dimagrire, voi vi dovete rendere uniche, questo è il mio messaggio. E siamo tutti unici, ragazzi. Meno male. E posso spezzare una lancia anche per i pelati, scusami, perché qua parliamo insomma ciccione, i pelati dove li mettiamo? Li mettiamo nella pasta asciutta. Brava. Adesso la denuncio per stalking, mi sento stalkerizzato, ma guarda un po', perché spesso e volentieri c'è sta cosa, e noi ne parliamo proprio il venerdì, in cui parliamo di pasta asciutta? Magari una mangiatina. No, parliamo di tutte queste cose che tra bambini praticamente si usa prendere in giro il bambino più sfortunato, meno sveglio, ciccione, è quello che ha dei problemi. Io dico sempre che i bulli sono i nostri ammiratori segreti, questa cosa del bullismo deve finire. E noi ci stiamo lavorando quotidianamente anche su queste frequenze mi stanno già, a proposito di bullizzare, mi hanno già rubato gli occhiali gender e quindi da lì capisci tu, lo so che sono bellissimi, sono gli occhiali più belli del mondo. Posso averli? Guarda, ti presto i miei. Col cavolo. Così sembra un trans, quindi che li tolgo immediatamente, questo è il pomeriggio gender. Diciamo che non abbiamo nulla contro i transessuali. No, anzi, li intervistiamo. Chimara l'abbiamo intervistata l'altro giorno. Abbiamo dei leghisti transessuali assolutamente vicini a noi. Allora, questo evento del Barolo, ripetiamo, dove e quando? 1° giugno, 2 giugno, amici. Però mi piacerebbe anche Marina che Fabiola
Ah, che io dicessi la mia? Sì. Adesso no, volevo ricordare dove era il Barolo, perché uno se lo proprio a segna. Barolo, Proprio a Barolo, la Barolo. città del provincia di vino. Cuneo. Ok. Sì. Non potete mancare perché sono 3 giorni, almeno un giorno a testa ce lo Ma dovete qua se non sapete dedicare. dove andare il ponte del 2 giugno, venite da noi. No, dai, ci scusate, facciamo venite un quando bicchiere di sfiliamo Barolo. noi, venite quando sfiliamo noi. E chiaramente poi me le salutate, se le vedete, le conoscete dal vivo. Vi saluta Sammy Varin. Ma Sammy, tu non ci sarai? Sì. Vengo anche a sfilare. Facciamo con una l'abito di sfilata punta. Sì, di sì, quello. sì, abbiamo un vestitino da proporti, niente male. Non fatevi piangere. Cos'altro dire? Cos'altro aggiungere, Vabbè, la mia ragazzi? Cicatrice di La mia Fabiola cicatrice, cantautrice. sì, io sono una cantautrice, Sammy lo sa, mi sono dovuta riprendere da una brutta situazione di violenza familiare, per cui questa cosa ha inciso anche sul mio lavoro, quindi mi sono assentata e ora però sono tornata sempre più forte che mai, quindi racconterò anch'io la mia storia, che non è molto leggera, e anche lì volevo dire alle donne che subiscono violenza, spesso da chi amiamo di più e ai quali diamo tanta fiducia: donne, ce la possiamo fare, la forza la troviamo però solo ed esclusivamente dentro di noi, mi raccomando. Grandissime, questo è il messaggio e deve valere per tutti, perché tutti, anche il nostro regista Carnelli, ha qualche cicatrice, è vero? Curiamo noi, Carnelli! Ma lui è incurabile, penso, in questo senso. Chi non ha una cicatrice, ne abbiamo tutti quanti, bisogna alzare la testa, andare avanti, riprendersi e soprattutto tirar fuori la parte Non mollare bella, mai. la parte bella, la parte buona che abbiamo Unite dentro e di noi. combattive. Ci sono anch'io, anche tu la mano. Ecco qua, una mano sopra l'altra, Certo. per dire che bisogna anche fare squadra. Anche fare squadra, ragazzi. Importantissimo la squadra. Unirvi, trovare nuove amicizie che vi diano fiducia. Ecco, penso che la fiducia sia la cosa che a volte manca. Ed è la cosa che quando viene tradita ferisce maggiormente, no? È vero. Quindi tutte quante, noi tre abbiamo comunque subito, tutte, la fiducia che abbiamo riposto verso qualcuno e ci è stata negata, e quella è la cosa più difficile da recuperare. Poi volevo anche dire, ma guardate come siamo carine, perché siamo unite, solidali bene, e non è vero che c'è invidia tra le donne. Ma proprio assolutamente ci aiutiamo anche professionalmente. Sì. Non si strappano neanche i capelli, è incredibile. Non abbiamo strappati tutti a te. Si sono sfogate su di me, no? E quindi adesso sono cose. No, ma è vero. Con Alla grande fine sorpresa, devo dire, quando ho conosciuto la signora Lubamba, non pensavo mai a questa solidarietà, che lei veramente è sempre molto generosa con le sue colleghe. Nel mondo dello spettacolo è una cosa molto rara, cioè che non succede mai, quindi io la devo ringraziare, perché gran parte degli eventi che vedete sul mio Instagram, grazie a questa signora, grazie Silvia, è vero. Prego, ma per me è un gesto normale, non è un gesto straordinario, non bisogna scambiare gesti normali di amicizia in gesti straordinari, perché io di straordinario non ho fatto assolutamente l'hai fatto, nulla. sei speciale, grazie Silvia. Ho voluto coinvolgere loro in questo progetto. C'è Carnelli che ti ha scritto una frase chiarificatrice. L'amore è l'unico delitto che esige sempre un complice e non lascia mai alibi. È vero. Io non ho capito niente, ma bravo. Bravo. Ma io ci arriverò leggendolo 3 o 4 volte. Io scriverò un brano. Io dopo glielo chiedo cosa c'entra con le cicatrici. Ma sei stato ispirato, vedi, non smorziamo gli entusiasmi. Non ispiriamolo troppo, che deve lavorare, ragazzi. Okay. Allora, grazie davvero, sono tutte queste da cercare su Facebook, su dove? Instagram, che ce l'hanno tutti. Fabiola Mancini. Ok, Silvi Lubamba, Francesca Maria Giuliano su Instagram, Francesca Maria Giuliano con la L. E dai, ciao ragazzi, grazie. Grazie Sammy, grazie Radio Padania Libera, grazie a tutti, grazie direttore. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare.
Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati completamente sfoderabile a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Ogni domenica dalle ore 8 sulla strada della libertà con Roberto Maggi. Radio Padania Libera. Vi aspetta. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Parlare di libertà ed essere liberi sono 2 cose diverse. Meno male se ne sono andate via le donne, perché mi sento quasi meglio con gli uomini. Sarà il pomeriggio gender. Cosa dite? Sto cambiando, non sono più il Sammy Varin di un tempo omofobo. Bah! Fatto sta che nel pomeriggio gender non manca la musica indipendente. Oggi abbiamo un artista veramente in gamba che tra poco vi racconterà della sua ultima canzone, ma noi prima questa ultima canzone ve la facciamo ascoltare. Si chiama Tre Colli, lui si chiama Antonio Mazzoccoli, che con Giacomo Mazzoccoli, che è tuo? Mio cugino. Cugino, sì, insieme poi si fanno chiamare anche RAM, perché io penso alla memoria del computer che non c'entra niente. No, spiego meglio, RAM è con mio fratello, RAM, e col cugino è Giacomo RAC. RAMG. Sentite questo pezzo dedicato al paese a Montescaglioso, che ti ha dato il Natale. Sei nato lì, sì, tu? Sono nato e cresciuto a Montescaglioso io. Si intitola Tre Colli, sentite qua.
invece su queste tematiche qui noi tendiamo a non voler troppo farci vedere, invece dobbiamo farlo. A Verona abbiamo visto cosa è successo per il fatto di aver toccato il tema della famiglia, sono scesi i sindacati e con loro tanti altri gruppi di femministe e quant'altro. Ecco, noi vogliamo anche sul tema della vita dire che su questo non c'è compromesso possibile, perché quella è la vita di una persona e per cui non può essere eliminata come se fosse niente. Parole sante da meditare, signori. Virginia, c'è un sito internet per avere maggiori informazioni? Dove bisogna andare a guardare? Certo, www.marciaperlavita.it. Questo è il sito della marcia. Comunque su molte delle altre associazioni, anche quelle che ho citato, ci sono sempre i link anche al sito della marcia, tutte le informazioni. Comunque ripeto, appunto alle ore 14:30 a Piazza della Repubblica, vicino alla stazione Termini, e per poi partire verso le 3 e finire tutto con queste belle testimonianze, e ci saranno anche delle sorprese alle ore 17:30 a Piazza Venezia. Grazie davvero, Virginia Coda Nunziante. Buon lavoro, Virginia. Grazie Femi, grazie radioascoltatori. Ciao. Bello parlare di vita, qualunque sia il vostro pensiero, signori. Noi parliamo di vita, ma soprattutto cerchiamo, visto che abbiamo dei figli, cerchiamo di pensare al futuro dei nostri figli, dei nostri bambini, passando certamente per l'amore per le nostre terre, l'amore e la difesa per le nostre terre, per le nostre identità. Qua di fianco a me ancora Antonio Mazzoccoli, cantante, artista che trovate facilmente su YouTube, basta scrivere Antonio Mazzoccoli Ram, e mi devi ripetere, non mi ricordo mai perché Ram. Io ho fatto musica sempre con mio fratello, lui si chiama Rocco, io Antonio, il nostro cognome è Mazzoccoli, e a questo punto diventa facile. Però ci tengo a dire che per questo brano è stata preziosa e attesa la collaborazione fatta con mio cugino. Facciamo musica anche con lui da sempre, anche lui è diplomato al conservatorio, e finalmente abbiamo trovato lo spazio e il tempo e il pezzo giusto per fare questa collaborazione. Sono veramente contento e felice di aver collaborato con Giacomo. Ripetiamo quindi dove possono trovare, come si intitola la tua canzone, ripetiamo? Tre Colli, facilissimo. Tre Colli si trova su YouTube facilmente, il video è bellissimo, bisogna guardarlo, soprattutto perché si vede il paese natio di Antonio Mazzoccoli in Basilicata, Montescaglioso, e soprattutto ci sono anche, mi viene da dire, degli attori, delle comparse, dei personaggi che fanno capire, che arricchiscono ancora di più il significato del Li ringrazio tutti, sono stati veramente gentilissimi a voler partecipare amichevolmente a questo nostro progetto, ed è grazie a loro che è stato possibile realizzare. Voglio ringraziare, però permettimi, prima di salutare, voglio ringraziare il mio amico Giovanni Rosina, che è da 20 anni che collaboriamo e con cui lavoriamo sui miei pezzi, e poi anche il regista Adriano Regondi. Insomma, senza questi amici i miei pezzi sarebbero ancora lì nel cassetto a marcire. E questa è una cosa importantissima per tutti voi artisti, cercare di creare una squadra che lavori per trasmettere messaggi, e non soltanto per fare soldi, anzi spesso e volentieri i soldi non si fanno proprio, ma si lascia qualche cosa su questa terra di importante e di non scontato, e Antonio Mazzoccoli mi piace perché non è un artista scontato. Antonio Mazzoccoli lo trovate facilmente anche su Facebook? Sì, basta scrivere RAM Antonio Mazzoccoli, di video ne ho almeno una trentina, ce ne sono su YouTube anche, quindi guardate, soprattutto cliccate sull'ultimo che è Tre Colli. Si può scaricare qualcosa dagli store digitali? Si può scaricare, e la musica inviterei a scaricarla legalmente. Direi. E io sono su tutti gli store digitali, iTunes, Amazon, insomma tutti quei nomi. Scaricate, ascoltate e regalate Antonio Mazzoccoli Ram. Sentiremo la sua musica anche tra pochi minuti, ancora alle 15:30. Grazie Antonio! Grazie a voi, grazie a tutti, ciao. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi.
Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Volo basta perché sono una donna di 70 anni che ieri, abitando a Cornigliano, alle spalle di Cornigliano, su in collina, sono scesa giù, ho trovato che di italiani non ce ne sono più. Fra call center, negozi di frutta e verdura, la nostra piccola imprenditoria, i locali, i negozietti belli che c'erano, non ci sono più, ci sono solo cineserie, parrucchiere cinesi, frutta e verdura bengalese e vabbè. Volevo dire, io sono una donna che vive con 23 euro al giorno. Le sembra normale che io mi devo pagare il bus, l'affitto, la luce, il gas con 23 euro al giorno e nessuno pensi a noi? E questi 35 euro sembra che muoiano di fame. Vogliamo un po' basso, pensiamo anche a queste persone come me che hanno lavorato una vita, per cortesia, e quei giornalisti che sono seduti tutto il giorno col culo nei talk show, si vergognino a parlare così, vadano nelle periferie a vedere come viviamo, come
difficoltà elettorali ci si arrocca, nel senso proprio tecnico degli scacchi, sull'antifascismo. Allora non ci stupiamo se in Sicilia stanno nascendo adesso delle associazioni che vogliono tutelare i punici, i fenici, perché è stata una cosa terrificante il massacro nella seconda guerra punica, hai capito? E quindi tiriamo fuori quelli lì, tiriamo fuori la Repubblica Veneta che voleva dei territori d'oltremare, tiriamo fuori il fascismo. Ragazzi, il prossimo anno, nel 22 sono 100 anni dalla marcia su Roma, quest'anno è il 100° dei San Sepolcristi, cioè i fascisti non ci sono più, esistono uomini di destra, tra virgolette di sinistra, poi qualcuno dice che non c'è neanche la destra e sinistra, quindi sono censure preventive a scopo elettorale. Mi spiace che ci sia sempre il fessacchiotto che ci caschi. La solita domanda: chi era Mussolini per lei? Se tu dici che era un grande statista o era un buon statista, sei cacciato fuori, con delle denunce eccetera. Allora, quando ci sono domande del genere, uno bisogna che impari a tacere, meglio ancora rispondere delle domande. Una domanda: perché? Cosa dice lei? Perché non lo dovrebbe essere? Questa è la prima cosa. Ma soprattutto, La perdonami, seconda aggiungere anche Mussolini sarà stato un grande statista, ma ha fatto anche un fracco di cose ignobili. Aggiungiamo questa cosa. No, non lo puoi dire, perché chi l'ha detto ha avuto dei problemi. Semplicemente come se mi chiedessero cosa ne penso di Napoleone. E io gli dico: ma cosa dovrei pensarne? È la storia che ne parla. Chiedimi cosa penso della politica di oggi. E poi, scusa, adesso devo dire un po' anche la mia. Nel senso che cosa c'entra il fascismo con il razzismo verso le persone di pelle scura? Non dimentichiamoci i titoli di Mussolini. Tra i titoli di Mussolini c'è difensore scimitarra dell'Islam. Lui entrò nelle colonie africane di Libia con la sciabola in mano listata di verde. Quindi lui ha sempre considerato, il fascismo ha considerato e teorizzato le popolazioni di pelle nera come coloro che continuavano il mito dell'antica Roma. E nel mito dell'antica Roma il 90% delle truppe romane della Cirenaica, della Tripolitania fino al Medio Oriente erano neri. Addirittura il Talmud, e qui entriamo in campo mio, per parlare non benissimo di Gesù, dicevano che era figlio di uno chiamato Pantera, Ben Pantera, che certamente non era un soldato della legione della Bolognesis o qualche altra legione italica, erano neri. Quindi cosa c'entra il fascismo con il razzismo nero? La guerra di Etiopia è stata fatta per colonizzare dei popoli darti la cittadinanza. È sbagliato il colonialismo e siamo tutti d'accordo, ma non c'erano discriminazioni. Allora, si parla di razzismo, quello è un'altra cosa. Il razzismo certamente di quel tipo lo si va a trovare in certe zone del Nord America, no? Ku Klux Klan, quelle zone lì. Cosa c'entra Mussolini? Cosa c'entra il fascismo con i neri? Niente. L'avete mai sentito dire? No. Si continua a tirare fuori questa storia. Allora, storicamente questa è una bufala. Che poi il fascismo sia stato un disastro per le guerre, per le leggi razziali contro gli ebrei, che non erano neri, almeno in Italia. Questo è un altro discorso, ma con i neri il fascismo assolutamente non c'entra niente. Chiaro il concetto? Poi, se uno dice, ma dopo il 1938, nella rivista La difesa della razza, prendevano in giro ebrei e quelli della razza negroide la chiamavano, con i capelli fitti, eccetera, benissimo, questo è vero, ma dopo il 1938, ma di per sé la grandeur di Mussolini nella sua testa era quella di far rivivere l'impero romano. L'impero romano si basava sulla schiavitù di pelle nera, va bene? Questo è il concetto. Signori, se avete qualcosa da dire, 0266203529. Io mi soffermo invece sul Salone del Libro, su questa polemica per cui appunto lo stand di Altaforte Edizioni doveva esserci piccolissimo, pochi metri quadrati, ma c'era, poi l'hanno messo vicino al Gabbiotto delle Scope, poi non c'era più, ma attenzione, ci possiamo consolare perché sempre
passato, come vi ho ricordato e come pochi ricordano, al Salone del Libro sono passati i Brigatisti Rossi, Curcio, La Faranda, Freda, senza che nessuno dicesse niente, comune e regione zitti, muti assolutamente. Beh, quest'anno ci sono, vuoi che mancassero, le favole LGBT, signori. Marco Giusta, assessore alle famiglie del comune di Torino, segna il proprio esordio letterario. E sì, Pink Tail. Alle 16 sarà l'autore messo a presentare il romanzo al Salone del Libro Arena Piemonte. Non farò un comizio, ma parlerò di libri e letteratura. Ma di che parla praticamente il suo libro? Parla di una storia d'amore tra due ragazzi che lottano per l'accettazione scontrandosi anche con le famiglie, superando l'omofobia con i sentimenti. Quindi se parli di gay, di lesbiche, magari anche di trans, ma prego, puoi benissimo entrare e stazionare al Libro di Torino, ma se il tuo argomento è Matteo Salvini, stai attento che i tuoi libri finiscono nel fuoco. C'è Renato Dalbenga che ci vuole salutare, ci ha fatto anche un bonifico, è vero Renato? Sì, salve, ma io sento la radio dalla mattina alla sera, sono un leghista e domani c'è Salvini ad Albenga. Allora... Poi magari vedete sempre, vi mando la posta, veramente su posta. Grazie. E vi mando la cifra, sempre Renato Basso ci danno sul leva, lo dico con orgoglio. Grazie. Forse sono l'unico a ci danno sul leva, ma e noi con orgoglio ti applaudiamo. Magari lo dici alla radio e mi fa piacere. E come? Grazie davvero Renato, grazie. Un abbraccio a tutti coloro che ci stanno aiutando anche con 5 euro, con il conto corrente postale 37671294 o venendoci a trovare in via Bellerio 41 a Milano. Ricordate che ogni anno ci vogliono spegnere, ma questa volta c'è una certa cattiveria in più. Dobbiamo salutare il nostro teologo, mi spiace perché stavi dicendo cose intelligenti, Walter Binni. Walter, grazie, tanti bacini, buon lavoro. Ciao. Ci sentiamo presto, ok? Ciao. Chiudiamo parlando di Bobby Sands, un bel ricordo del nostro deputato Eugenio Zofili. Qui Parlamento. Onorevole Zofili, prego. Grazie Presidente. Il 5 maggio, Presidente, del 1981, all'età di 27 anni, moriva nel carcere di Long Kesh, in Irlanda del Nord, Bobby Sands, l'onorevole Bobby Sands, perché nei giorni della sua prigionia fu eletto membro del Parlamento britannico durante uno sciopero della fame durato 66 giorni. Il più giovane membro di tutto il Parlamento in quel tempo, che in quell'aula non ci mise mai piede e riuscì a portare la voce delle sofferenze e dei soprusi subiti dalla sua gente soltanto attraverso questo diario che è stato scritto in cella su pezzi di carta igienica. E non aggiungiamo altro. Prima e dopo di lui morirono, sempre a causa dello sciopero della fame, 22 prigionieri e il sangue di entrambe le parti, cattoliche e protestanti, di migliaia di persone, bimbi innocenti compresi, si riversò sulle strade, sui verdi prati e nelle case di quella splendida terra in quegli anni di guerra ai confini del nostro continente. I Troubles, una guerra mai risolta, le cui conseguenze purtroppo si trascinano fino ai giorni nostri. Ricordiamo con affetto e preghiamo per Lyra McKee, giornalista di 29 anni, uccisa da proiettili di arma da fuoco durante i recenti scontri di Derry del 19 aprile scorso. Questo Parlamento, Presidente, deve vigilare affinché quegli anni bui e di terrore non possano tornare e condannare ogni forma di violenza e sopruso. Bisogna vigilare e approfondire gli effetti della Brexit su quel confine tra la Repubblica d'Irlanda, che si guadagnò la sua libertà, e l'Irlanda del Nord. Bisogna impedire che altre persone muoiano, giovani come Lyra o il giovane Bobby, che lottava per il più importante e nobile dei valori, la libertà, e che ha avuto l'onore di salutare
dove riposa nel cimitero di Belfast, quando facevo parte del movimento giovanile della Lega, anche con alcuni ragazzi che adesso sono qui tra questi banchi, come il collega Cecchetti che era con me a Belfast qualche anno fa. Bobby, che negli ultimi giorni della sua vita scriveva così nel suo diario: se non riescono a fermare il tuo desiderio di libertà, non possono stroncarti. Non mi stroncheranno mai perché il desiderio di libertà della mia gente è nel mio cuore. Ciao Bobby, il nostro giorno verrà. Qui Parlamento. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart.
e che non hanno distribuzione nei negozi, quindi è musica come il contadino di prima che vende il vino, dovete andarlo a cercare direttamente dal produttore al consumatore. Nel caso di Ram Antonio Mazzoccoli trovate la sua musica su tutti gli store digitali, ma fate prima ad accendere il computer, andare su YouTube, scrivere Antonio Mazzoccoli e saltano fuori le sue canzoni, bellissime, molto territoriali, ma soprattutto di alto spessore. Si parla ancora di bei valori, si parla ancora di famiglia con la F maiuscola, cosa che trattiamo settimanalmente, o meglio quotidianamente su queste frequenze, ma in modo particolare il venerdì pomeriggio Sammy Varin lo chiama venerdì gender, perché parliamo anche di queste strane mode che arrivano dall'America, per cui non sei maschietto se hai il pistolino e femminuccia se hai la farfallina, no, è una categoria mentale, ma soprattutto pensiamo al futuro dei nostri bambini, dei nostri figli, ci chiediamo che cosa sta accadendo alla nostra Chiesa. Nelle diocesi cristiane arriva lo sportello antipedofili, l'avete sentita questa cosa? La prossima volta glielo chiedo al teologo. Mentre il Papa riceve 500 rom musulmani facendo il tifo per accoglierne altri, ma del resto diamo già milioni di euro al Consiglio d'Europa per organizzare convegni sui rom omosessuali, che è il massimo della vita, ragazzi, rom e omosessuali. Ci resta il satanasso di Vergato, sporco di letame, ma va bene lo stesso. Che cavolo sta accadendo? Ma è vero che stiamo svendendo i nostri simboli? Pensate un po', addirittura all'Islam? Beh, parla di questo il collega del quotidiano La Verità, Antonio Grizzuti. Ciao Antonio! Ciao Sammy, ciao a tutti. Ecco, so già che mi rovinerai il pomeriggio, però facci qualche esempio su questo articolo apparso qualche giorno fa sul quotidiano La Verità, che non ti dico, ma lo sanno tutti i nostri ascoltatori, ormai da tempo il nostro quotidiano di riferimento, e deve essere anche il vostro, amici che non l'avete mai letto, perché tratta di cose che sugli altri quotidiani non appaiono, non lo so, se ci sono dei refusi, non si sa, si dimenticano. Sul quotidiano La Verità si parla di cose che gli altri non trattano. In modo particolare questa storia che stiamo svendendo i nostri simboli all'Islam fa tremare i polsi, e l'Antonio Grizzuti c'ha qualche esempietto da snocciolare. Vai Antonio. Di nuovo ciao Sammy e ciao a tutti gli ascoltatori, mi fa veramente tanto piacere essere qui con voi. Ma guarda, hai introdotto bene la questione. Io mi sono occupato di questa tematica, dei nostri simboli, delle nostre piazze, delle nostre chiese soprattutto, che rischiano di fare una brutta fine. Abbiamo trattato la questione qualche settimana fa con La Verità, perché in provincia, ne avrete parlato sicuramente in passato, in provincia di Bergamo un'associazione di musulmani si è aggiudicata la vendita di una chiesa che era di pertinenza di un'azienda sanitaria locale, no? Della Papa Giovanni XXIII. Questa chiesa, insomma, era una chiesa molto importante per la comunità, perché noi abbiamo parlato addirittura con uno dei candidati sindaci, ci ha detto che migliaia di cittadini sono stati battezzati in quella chiesa, quindi anche un punto di riferimento dal punto di vista culturale, affettivo, religioso. Questa chiesa è stata messa in vendita come se fosse un'auto usata, un vestito che non si usa più, e quindi chi se l'ha aggiudicata? Non se l'ha aggiudicata la comunità cattolica, non se l'ha aggiudicata la comunità ortodossa, se l'ha aggiudicata la comunità islamica locale, per un prezzo che non è per niente male, sono 450.000 euro. Tra l'altro, notizia proprio di questi giorni, è stato firmato l'atto da parte dell'associazione musulmani locale, e quindi di fatto l'acquisto è stato ratificato. Ora la regione ha 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione e di conseguenza bloccare questo acquisto, perché comunque, ricordiamo, la Chiesa è un patrimonio di tutti, è un segno di identità culturale, è un luogo intorno al quale tutta la comunità
si riunisce e si sente appartenente, per cui va difeso, come ha detto anche il governatore Fontana. È vero. E su questo, perdonami, sicuramente finirà bene, perché la Regione eserciterà il diritto di prelazione, però fa pensare la disattenzione, l'aver dimenticato questa importantissima chiesetta del Bergamasco. Ecco, questo che fa impressione. Poi chiaramente tutto si aggiusta, eccetera, però capisci il menefreghismo da una parte, o comunque il pensare ad altro rispetto alle nostre origini, le nostre tradizioni. Questa è una cosa che fa male e signori, non è che sto parlando male di Regione Lombardia, dico il mio parere, se ancora posso. Antonio, prego. Sì, guarda, nello specifico, ti dico la mia, la questione si salva perché la Chiesa è un bene artistico e culturale, però è una questa di vendere e di riconvertire le chiese cattoliche, e non solo, ma in Europa, se vogliamo estenderla a tutta la comunità cristiana, sta diventando un fenomeno sempre più diffuso. Demolire o riconvertire è ormai una prassi. Io ho citato qualche esempio, per fortuna in Italia ancora siamo relativamente al riparo da questo tipo di fenomeno, però l'esempio di Bergamo ci fa capire che, come dicevi tu, ci dimentichiamo un bando, lo sottovalutiamo, la locale Chiesa Cattolica, la comunità, la diocesi, chiamala come vuoi, non dedica la giusta attenzione a questo tipo di eventi, e si rischia veramente di perdere patrimoni, ma soprattutto di perdere luoghi che ci rappresentano e che vanno assolutamente difesi. Non sono poche in questo senso le parrocchie che non ufficialmente comunque destinano dei luoghi, dei momenti e degli spazi, per esempio alla preghiera musulmana. Guardavamo qualche giorno fa su Facebook, è apparso per esempio il messaggio di una diocesi che trasmetteva il calendario del Ramadan. Ora va bene l'integrazione, va bene tutto, però in questo caso la parola della Chiesa è molto chiara. La dottrina dice che non ci può essere assolutamente mescolanza tra la fede cattolica e la fede islamica. Non si possono dedicare assolutamente spazi della Chiesa cattolica al culto dell'Islam, e qualsiasi parrocchia, prete, vescovo che vada contro le disposizioni della Chiesa comunque si sta mettendo in una posizione di dissenso assolutamente inaccettabile. E non ti chiederò un parere sul Papa, che invece è anche il quotidiano vicino al Papa, l'Avvenire, che fa gli auguri ai musulmani per il Ramadan, che invita 500 rom musulmani al suo cospetto. C'è cose che uno rimane a bocca aperta, forse ho sbagliato tempo, c'è un bottoncino per tornare indietro. Intanto ho aperto le linee allo 0266203529. Sai che la nostra radio dà modo a chiunque ci sta seguendo di entrare in diretta e dire il suo pensiero anche su un argomento che non c'entra niente. È il bello della nostra radio. Sentiamo cosa hanno da dire gli ascoltatori. Pronto? Natale da Domodossola. Ciao. Salve. In questi giorni che con sta gran cassa contro i fascisti mi viene in mente una cosa. Io sono degli anni 30, dunque sono abbastanza stagionato, ho visto un po' tutto dopo la guerra. Negli anni tra il 50 e il 60, più forse vicino al 60 che subito dopo il 50, c'era il ministro degli interni Scelba, infatti i poliziotti li chiamavano i Scelbini, mi ricordo bene. Allora, il movimento sociale aveva dal 14 al 16% di elettori. Almirante, che era il segretario, e i compagni saltavano per aria, perché 15 o 16 eccetera, una cagnara della malora, mi ricordo bene allora. E finché, diciamo così, che il ministro dell'interno ha presentato in Parlamento una legge per lo scioglimento del movimento sociale per apologia sul fascismo. Sapete che fine ha fatto quella legge lì? Chi ha votato contro? Il movimento sociale è sicuro, tutti i compagni, il partito comunista, e la gente si domandava, ma cacchio, volevano che farlo sparire, farlo sciogliere, eccetera, eccetera, e poi hanno votato contro. Come mai? I furbotti avevano fatto il calcolo che
se scioglievano il movimento sociale, che era il 14, 15, 16%, quegli elettori lì, almeno una fetta, qualcuno non sarebbe andato più a votare, ma la stragrande maggioranza avrebbe votato per gli altri partiti, non certo per loro. E loro hanno fatto i suoi calcoli e hanno detto che non andava bene, era meglio lasciare in vita il movimento sociale, che così non li voleva insieme nessuno, e via di sé, che con la cagnara che fanno adesso, no? Però adesso sono 4 gatti, non so, mi sembra che non arrivano neanche all'1%, e allora cosa vogliono ancora questi qui? Allora i suoi vecchi avevano ragionato differentemente. Grazie a questo ascoltatore, ci piace tantissimo sentire voi che avete vissuto quegli anni, per noi siete un libro di storia importantissimo. Chi vuole entrare in diretta 0266203529, ma abbiamo al telefono il collega della Verità Antonio Grizzuti, stiamo parlando dei nostri simboli in vendita, li vendiamo molto spesso all'Islam. L'Antonio scommetto che ci snocciola qualche altro esempio. Antonio. Sì, guarda Sammy, un altro esempio che abbiamo scovato è quello ad esempio in Toscana, dove addirittura viene preso come caso esemplare, per cui l'arcidiocesi di Firenze addirittura ha deciso di vendere un terreno di 8.000 metri quadrati per circa 700.000 euro alla locale comunità islamica. Guarda, questo è un problema che c'è in realtà in tutta Italia, abbiamo scoperto, perché il discorso è che si fa fatica, così dicono gli islamici, a costruire queste nuove moschee. Quindi il caso della Toscana è stato preso, addirittura sono stati fatti degli studi, delle tesi di laurea, delle relazioni, nelle quali proprio si vanta questo caso, per cui la diocesi è stata la prima a fare il passo in avanti, no? Verso i cosiddetti fratelli musulmani, per concedergli il terreno. Come dire, visto che lo Stato vi va contro, no? Allora vi veniamo incontro noi. Per cui è un caso molto singolare, tra l'altro un'operazione che ha avuto la benedizione, se così vogliamo dire, del cardinal Giuseppe Bettori, che è il cardinale di Firenze, che ha parlato di una società multietnica addirittura ineluttabile, non possiamo farci nulla, ormai è così, e dobbiamo arrangiarci. Ma poi si va anche alla funeral home, che sarebbe, non so se è presente, quelle ambientazioni tutte americane dove si fanno i funerali, no? Sì. Per cui c'è c'è il musulmano che deve fare le esequie, poi c'è il cristiano, poi c'è l'ortodosso, poi c'è l'agnostico, quindi anche un po' se vogliamo deprezzare, cioè togliere valore a quello che è il momento del raccoglimento, dell'ultimo saluto, e tutto viene commercializzato, viene stereotipato, fino ad arrivare poi all'esempio che noi abbiamo citato in questo articolo di qualche settimana fa, ma che poi è andato su tutti i giornali, su tutte le trasmissioni, quello delle famose tendine la Moretti che non voleva, com'è, abbiamo capito male noi, com'è che è Grizzuti sta cosa, perché sei incazzata, ha detto che querela tutti quanti, cioè non è vero quello che ha detto? Guarda, abbiamo capito male i documenti ufficiali, ed è così. Di fatto il progetto del comune di Pieve parla chiaro, cioè la ristrutturazione del cimitero prevede che si applichino delle tendine che vanno a coprire i simboli religiosi, per evitare che ci sia un'offesa nei confronti degli altri fedeli. Quindi c'è poco da interpretare. L'amministrazione, manca a farla apposta, era di quella parte lì, cioè del PD, di conseguenza, insomma, non credo che ci sia molto da equivocare. La questione è quella. Chiaro, e ci fa pensare, ripeto, ci spiace per la Moretti, chiaramente, che se continua ad andare in televisione altro che perdere voti, il PD sprofonderà. Ci spiace per chi venga querelato perché magari odia
odia, non osa, non odia, osa non odia, non ci mancherebbe, non odiamo nessuno, osiamo scherzare su questa cosa che fa sorridere, che però è vera, è una cosa vera. Mamma mia, c'è Lorenzo Fontana che mi sta guardando in radiovisione, gli posso fare un applauso? Ministro Fontana che ci sta sbirciando in questo momento sulla pagina Facebook di Sammy Varin. Lorenzo, ci vieni a trovare qualche volta, qui parliamo di famiglia ogni venerdì nel pomeriggio gender, abbiamo bisogno di te. Altrimenti manca qualcosa, c'è anche La Verità al telefono, quindi forse per quello Grizzuti ha saputo che c'eri tu e c'è Lorenzo Fontana che ci sbircia. Buonasera ministro. Incredibile. Senti Lorenzo, un po' di positività per chiudere, visto che stiamo svendendo i nostri simboli all'Islam, stiamo perdendo le nostre tradizioni, e se parli di famiglia, no, sei sfigato, sei di destra. Adesso appunto ho letto che arriva lo sportello antipedofili in ogni diocesi, quindi vuol dire che in ogni diocesi ci sono dei pedofili, cioè non sappiamo più a che santo aggrapparci, ragazzi. Che si fa? Grizzuti, dacci un po' di positività. Che ti devo dire, Sammy? Bisogna tenere duro. Sì, bisogna tenere duro, andare alle radici, non aver paura di difendere l'identità, e soprattutto avere il coraggio di raccontare storie come quella di Sesto Fiorentino, come quella di Vergato, come quella di Bergamo. Bisogna avere il coraggio di non vergognarsi di quello che siamo e di continuare a difenderlo, perché secondo me è l'unica strada, senza il timore che qualcuno ci accusi di sovranismo, di nazionalismo. Abbiamo il paese più bello del mondo, abbiamo i musei, abbiamo le chiese, abbiamo la storia, abbiamo la filosofia, abbiamo veramente tutto quello che il mondo ci potrebbe invidiare e che ci invidia. Quindi lasciarlo così buttato e svenduto è un peccato del quale ci potremo pentire troppo tardi. Sì, ci stiamo già pentendo adesso ed è brutto pensare diverso su cose così importanti come la nostra terra, il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, e sarebbe bello che si convergesse almeno su questi temi importanti, insieme anche a chi la pensa in maniera opposta, ma su questi temi importanti come le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra terra, i nostri cittadini, sarebbe bello convergere tutti quanti, ma forse davvero abbiamo sbagliato paese. No, ottimismo. Grazie Antonio Grizzuti, ti leggeremo sul quotidiano La Verità. Buon lavoro. Grazie Sammy e ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie Grizzuti, grazie a tutti voi della radiovisione, compreso il ministro Lorenzo Fontana che si è sintonizzato per sbirciare la diretta sulla pagina Facebook di Sammy Varin. Tra pochissimo, qualche minuto, e poi vi facciamo sentire Matteo Salvini dalla Gruber, che vi è piaciuta molto questa intervista, non ha portato i fiori alla Gruber e poi la Gruber lo rimproverava, Matteo Salvini non si dicono, non si fanno queste cose, ha fatto la maestrina. E poi c'è stato un momento che Salvini secondo me si voleva alzare e andarsene via per colpa del pelatino un po' particolare che ci aveva di fianco. Tra poco l'intervista della Gruber a Matteo Salvini. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, a lunedì. Avete ascoltato Potere al Popolo.